Good evening, ladies and gentlemen, signore e signori, benvenuti ad una nuova puntata di Live Social On Air dal Museo della Radio. Questa sera ai nostri microfoni Elvis Ferraresso. Buonasera Elvis. Buonasera a tutti. Elvis questa sera è venuto a raccontarci della realtà plaviservizi.com e quindi di servizi di consulenza, supporto su telefonia, luce e gas. Insomma, praticamente i nostri amici cercano di alleviare, no, tutto quello che possono essere le problematiche inerenti alla luce, al gas, alla telefonia, a quelli che sono un pochino anche i problemi di bollette che abbiamo, no? Giustamente. Esattamente. Allora io entrerei, Elvis, subito a contatto con plaviservizi.com. Quando nasce, come nasce, che tipo di esigenza insomma avevi quando hai creato questa realtà? Allora, plaviservizi.com nasce esattamente nel 2014, da un'esperienza decennale nel mondo delle telecomunicazioni fisse e mobili, e l'idea è stata quella appunto di dare un supporto in più sia alle imprese e ad oggi anche ai privati, per quel che riguarda tutta la gestione delle utenze, delle fatture, delle bollette, chiamiamole così, certo, quello che riguarda tutte queste cose qua. E quindi insomma hai cercato, no, di creare una realtà che potesse supportare il cliente a 360 gradi, no? Certo. Anche perché sappiamo quanto alcune volte la burocrazia ci impedisca di essere molto chiara rispetto a quelle che possono essere delle nozioni, agli aggiornamenti, alle risoluzioni di contratto. Per cui insomma è importante avere una realtà che possa supportarci. Plaviservizi.com si occupa insomma di telecomunicazioni, si occupa di luce, si occupa di gas. Andiamo a capire adesso la portata, no, di quelli che sono i servizi che cerchi di offrire ai tuoi clienti. Sì, noi diamo a disposizione sul territorio un ufficio, come facevano i vecchi marchi una volta, no? Ok. E dando la possibilità al cliente di avere comunque un punto d'appoggio. E la diversità è quella appunto di, oltre a creare, diciamo, un punto di riferimento, come dicevo prima, sul territorio. Noi lavoriamo prettamente provincia di Belluno, Treviso, certo, un pochettino di Vicenza, quindi Veneto Alto, chiamiamolo così. Esatto, però siamo in espansione e diamo anche la possibilità appunto di gestire tutte quelle pratiche burocratiche, snellire il tempo necessario ad affrontare, diciamo, anche un cambiamento magari, no, di operatore, no? Sì, rispetto a quello che può volture, essere. anche cambiamenti di denominazione sociale, volture, attivazioni, disattivazioni, problematiche che sorgono molto spesso purtroppo con gli operatori. Con gli operatori, certo, sì, no? Perché insomma sapete. È evidente, no? Qualche problemino c'è, però insomma plaviservizi.com cerca di venirvi incontro. Ecco, vorrei aprire ora una panoramica importante per quanto riguarda la telefonia, no? Perché insomma siamo un pochino schiavi dei nostri smartphone oggi, sono tantissime le possibilità, no? Di avere un numero fisso, di avere attraverso il numero fisso collegato il numero del proprio cellulare. Quindi vorrei capire un pochino anche quelle che sono le nuove direttive, no? Quelle che possono essere anche qualcosa di novità in questo senso. Beh, attualmente diciamo tutti cercano la migliore offerta, soprattutto certo, per la parte della telefonia, insomma non si scherza. Siamo diventati schiavi dei giga. Dei giga, esatto. Una volta erano gli SMS, no? Esatto. E c'erano 1000 SMS, adesso sono i giga. Esatto. Bisogna vivere di giga, no? Certo, vabbè. Una volta ci facevamo gli squillini. Squillo, adesso, esatto. Se non hai, adesso se non hai WhatsApp, se non sei su WhatsApp, adesso non esisti. Esatto. Quindi alla fine, diciamo, la ricerca è quella di avere tariffe sempre più competitive. Certo. Dei gestori che parliamo di smartphone, quindi telefonia mobili, che danno maggior velocità. Assolutamente. E tante volte se tu cerchi la tariffa più competitiva non hai la stessa velocità. Può fornirti un altro gestore. Quindi bisogna cercare anche di selezionare se si vuole più velocità, se si vuole quantità, se si vuole che cosa, e poi insomma imbastire un processo per poi arrivare alla soluzione. Noi indirizziamo appunto in queste cose qua perché l'utente tante volte non sa di questo. Non sa, giustamente, no? Poi pensiamo anche magari ai più anziani che si stanno avvicinando adesso magari nell'era smartphone. È necessario veramente forse avere un punto di riferimento saldo con persone qualificate. Questo per quanto riguarda la telefonia. E poi insomma arriviamo un pochino alle dolenti note, diceva Dante, no? Luce e gas. Sappiamo adesso che anche ci sono veramente tanti aggiornamenti in questo settore. Vorrei avere da parte tua, no, un consiglio su come affrontare magari anche un cambiamento, no, di operatore rispetto a luce e gas. Sì, diciamo che cambiare operatore di luce e gas è più semplice che la telefonia, perché lì diciamo un telefono è una cosa quasi personale. Oppure una rete fissa
è un po' più complicato perché ci sono delle cose tecniche di mezzo, mentre la luce ed il gas è solo questione, diciamo, burocratica, solo carte. Non è più come una volta che rischiavi di rimanere senza corrente se per caso magari aspettavi 2 giorni per cambiare, eccetera. Adesso è molto veloce, però il problema qual è? Che ci sono 50.000 gestori. Ecco qui, questo è il problema serio. Capire un attimo quali sono i migliori e come e che tipo di tariffa fare, perché tante volte ti dico, soprattutto il privato è quello più bersagliato, perché diciamo è lì che fanno business le compagnie. Certo, no? Non sull'azienda, perché l'azienda è sempre un po' più attenta, il privato invece sai. Il privato no, cerca di assecondare un pochino quelle che è l'esigenza economica, però magari poi il contratto non sempre è così chiaro, per cui bisogna andare a fare una cernita, no? Di quello che può essere l'operatore che faccia per voi, e quindi poi andare ad affidarsi ai nostri amici. Elvis, per quanto riguarda invece poi dei servizi più pratici, no? Che non si occupano di burocrazia, vi occupate anche di impiantistica, vi occupate anche di questa parte qui? Si vuole arrivare qui? No, ci siamo già, sul territorio abbiamo già delle aziende con le quali ci interfacciamo. Collaborate anche? Sì, immagino. Esatto, per dare il supporto necessario soprattutto alle aziende che devono, non so, implementare, la propria rete, oppure il proprio centralino, che ormai non si chiama più così, si chiama Unified Communication. Ma bisogna usare un po' di termini inglesi, no, per far figo adesso. Esatto, e quindi in quel caso là, se abbiamo aziende sul territorio valide e sane, che abbiamo prima, diciamo, studiato noi per poterle diciamo consigliare al cliente. Esatto, li facciamo fare dei preventivi ad hoc al cliente, sempre con il nostro supporto, quindi l'ombra del cliente. L'ombra c'è sempre, no? Questo mi piace molto perché è importante anche fare rete, no? E insomma avere tante collaborazioni permette poi di dare uno spettro di informazioni molto più ampio, perché bisogna partire dalle competenze. Certo, soprattutto su un territorio montano come il nostro, lavorando sulla provincia del Belluno, che è la più grande provincia del Veneto, ve lo dico, tra cui deriva il nostro nome Plavis, che è il nome del Piave in latino, non l'ho detto in precedenza, ma si chiama Plavis Servizi perché lavoriamo lungo le rive del fiume Piave. E in questo caso praticamente essendo tanto estesa dobbiamo avere delle aziende sul territorio che vi diano una mano, che siano anche in grado, no, poi di capire la necessità del cliente e poi insomma dare il risultato corretto. Allora diamo qualche dato per contattare Elvis, ma per contattare questo Piave in latino, no? Questo Plavi Servizi, i nostri amici hanno la sede in Viale della Stazione 2/B 32035 a Santa Giustina, Belluno. Il numero di telefono per contattarli, perché insomma una telefonata non costa nulla, anzi allunga la vita, potete chiedere qualsiasi tipo di informazione 0437 888550. L'indirizzo mail info@plaviservizi.com e poi la carrellata di pagine social. Andate subito a mettere un bel like alla pagina Facebook, anche te bravissimo Elvis, pollicione in su, plaviservizi.com, e poi su Instagram plaviservizi.com, YouTube plaviservizi.com, il sito web non lo potete sbagliare altrimenti ve magno, www.plaviservizi.com. Lì veramente avrete uno spettro e delle informazioni e dei servizi, ma soprattutto della customizzazione che può essere fatta secondo la rete telefonica, luce e gas. Elvis, se dovessi dare un messaggio ai nostri amici ascoltatori, dato che siamo in chiusura, che cosa ti sentiresti di dire? Il nostro slogan è: ci facciamo in 4 per voi, come i 4 servizi che forniamo. Allora insomma, se si fanno in 4 vale la pena, no? E quindi non un Elvis, 4 Elvis. Allora aspetto gli altri 3 per l'intervista. Guarda, la prossima volta me li porti. Grazie mille a Elvis per essere stato con noi. A voi ricordo plaviservizi.com. Come sempre saluto tutti voi amici del web, amici dei social, mi raccomando, commentate, condividete, lasciate like.